Portami una penna nera e sorride di amore, ricordo la promessa tua sincera, per sempre cammino, giorno di primavera, verso l'epoca, scottavamo, ora nasce la sera, e alla chiesetta sola sarò, chiesetta bianca di lassù, tu mi ricordi il mio passato, negli anni della gioventù, un grande amore perduto, la tua campana ascolterò, nella mattina luminosa, e poi da te verrò, con una stella alpina e una rosa. La tua campana ascolterò, nella mattina luminosa, e poi da te verrò, con una stella alpina ed una rosa. Un saluto a Svenna Werpa. Voi qui alla Festa del Pastor, sino al 30 settembre del 2012. Non potevo mangiare il sindaco di Lauk, Dionisio, e lui mi complimenti, viene sempre su, e lei è contenta io di queste aree di festa dei pastori, no? Ecco, con c'è spirito la chiave queste feste, c'è senso, così c'è sensidà. Ma innanzitutto sicuramente è uno spirito forte che io con piacere perché l'AUC, come che le detto più volte, è una tradizione forte in modo di agricoltura, quindi proprio in questa zona qui si cerca di una cultura di agricoltura. Pensi che abbiamo 400 capi bovini, quindi tra chi va di l'AUC, là che ha iniziato la prima festa del pastore, no? Quindi che dopo sta a spostare qui in Vas, che è una zona bellissima, che è una grande cultura forte dall'agricoltura, ma un'agricoltura che è tramandata da anziani ai giovani, quindi questo alle bielle è importante. Ecco questo messaggio che io, oltre che di Luchi, ma lo dico anche fuori, l'AUCA si è gemellata che è qui con vari comuni, non solo italiani, ma anche all'estero. Noi siamo gemellati con Rose, che è un comune carenziano, Don Jalins, che è forte l'agricoltura italiana, ma ultimamente proprio sono stato in Polonia, Don Cracovia, là che loro proprio cercano l'agricoltura e sostengono con forza l'agricoltura, non un'agricoltura che a livello di tanti anni in da urisi, come noi, però si cercherà forte l'agricoltura, quindi bestiamo che il pascolo e quant'altro. Quindi, ma oltre che credo che le fa festa, che sta in, che credo che vive di questo lavoro. Insomma, ecco. Quando era fra lui? La situazione era un groom, specialmente dal punto di vista zootecnico, era veramente, se sono 400 comuni, in che volta sono stati 1200. Ma certamente, io credo che te anni, quando eri frutto, io vendi un paese che sotto, di vinai originari, e si cercava che in che anche i frutto erano 100 abitanti, come si in 150 del comune, quindi certamente che il discorso demografico alle generali non credo solo di là, ma tutto la chiarina, che sta lì avviliente un po', no? E quindi perché io dico che bisogna sostenere l'attuale, le robe che vanno avanti con forza. Ecco, come gioventù così risulta che rispondi sì, nell'ambiente così, di continuare questa tradizione zootecnica. Ma come che dicevi prima, proprio qui in questo territorio si chiama un gruppo di giovani, insomma, noi quindi anziani sono muars o che sono ormai anziani che non arrivano a fare nulla, ma però sono i giovani che continuano in questa tradizione. E abbinando l'agriturismo, andese qualche insediamento agrituristico qui?
ecco, no, poiché agriturismo che mangia un po' questa mentalità, quindi loro fanno i prodotti, dopo io vendo in palordine. Noi abbiamo creato su territori con volontà da parte proprio dell'amministrazione, ma anche accolta da Inti, insomma, abbiamo creato l'albergo diffuso, appartamenti di vacanza, bene in breve e quant'altro, quindi abbiamo creato dei posti turistici su tutto il territorio. Ecco, vi ho recentemente che su per la Trischiamp, in Val di Lau proprio da su, stanno facendo un piccolo albergo, un ristorante, mi sembra. Ecco, a che punto sino? Certo, ecco lì, io di San Faco, io sono 3 anni che sono sindaco qui, e ho avviato questa politica crodinta appunto a quel territorio lì, come dicevi prima, che partì la prima festa del pastore in Val di Lau. E quindi da lì, creando questa roba qui, dopo sono arrivati che aveva un finanziamento fuori da regione, là che si là Saiori si sta facendo la strada nuova, stiamo investindo 600.000 euro da Vinai e Val di Lau. Ma oltre a questo è collegata poi la strada fino sullo Zoncolan. Si è tutti sulla stampa, oltre che lì vengono seguiti i giri d'Italia e vari che si lasciano proprio con la bicicletta su quel posto lì. Quindi il fabbricato che diceva prima è un fabbricato finanziato direttamente dalla regione anche con fondi comunali, la che venirà un fabbricato turistico, la che crea oltre che per il battipista che alle canne tutti vin, ma ormai ne violesca un poche, ma venirà anche un bar e anche un appartamento per cui gestisce il bar qui. In questa stagione qui, in questa stagione, la strada è come in fase di finimento, a che punto è? Ecco, la strada è in fase di lavorazione, credo che fra 2 o 3 mesi è finita. Sarà pronta? Sì, che entrano le strade su che stanno praticamente a visitare i nostri sposti. No, ma le cercare di Val di Lau. Sì, come turismo, così, in strade di Indo stesso? No, che zona che è stata perduta, invece Val di Lau certamente ha il problema dell'ordinanza che è squagnillata al periodo che non lavora. Insomma. Sì che un domani, se la strada sarà terminata verso il Zoncolan, qui sa che il giro non passi in bande? Sarà possibile? Ma io sto facendo una battaglia su questo con la mia Enzo Cainer, che è il padrone di Giro d'Italia, e ho accennato questo, certamente che sarà un po' difficile, ma è stata fatta in nati sposti più difficili, ma credo che forse con pochi arrivare sullo Zoncolan, asfaltati toxici sono più pronti. Mi sento che stanno in giro il prossimo anno a passare per Val di Lance, no? A Vassoli che bande? Sì che è una strada tremendute, già che è, no? Non so se la presente. Ecco, allora se vengono fatte in coscienza che non è queste, può essere veramente un'attrazione e poi vengono tanti cicloturisti che stanno a girare appunto per tutte queste zone qui. È una zona che si presenta veramente con potenzialità enormi. Ecco, certamente noi lanciamo in questo territorio qui innanzitutto con le biciclette, no? Con le mountain bike e quant'altro, facendo dei giri e anche con carne a bike innanzitutto, no? E quindi io sto sempre lanciando questo messaggio di perché no, parlare sullo Zoncolan, con il Giro Italia, insomma, ecco. È l'unico sfogo dallo Zoncolan, Val di Lau, che mangia dallo Zoncolan e quindi che è stato svalato. Si tornino violi quando sarà in questa occasione, no? Spero indicatarsi e che venga veramente realizzare. Ecco. Grazie, signor Sindaco, auguri. Grazie a voi. Grazie a voi.
Qui vem un bel gruppo di fruttes che sono, fai tu le medie tu? La prima, seconda, ecco. E voi avete elementari? Prima io. Prime medie, ecco. Seconda. E lei sa scuola a? Io A Tomiec addirittura. E tu sei di? Curiedi. Curiedi. Ti è difficile, scomodo, là io ogni dia fa che giro così? No. Tu sei abituato, non hai problemi. Bravo. Allora tu stai volentieri a Curiedi, e la tua casa tu stai bene come un fiore lassù, tanta tranquillità, a tu gli amici a su ti chiedi tu bene? Sì. La sei d'accordo a vonde? Sì. Sì, ecco. Io e lui siamo miei amici. Bras. Ecco, e tu sei di? Vas. Di? Vas. Lei è Vas. Ah, come si chiama? Vas, si chiama? Vas. Ah, no, siccome che non conosco questo paese, di Vas. E tu sei e tu vai a scuola Lauk. a Lau? 70 chilometri. Lo sai. Non tu sai, vai a piedi, no? No, beh, col bus, almeno. Avevi il bus a Toliti, ecco, benissimo. E tu vai a scuola col bus? Sì. Ecco. E tu invece? Col bus. Col bus. No, si scherza, no? Tu invece tu vai a Tomiec con la Corriere, ecco. Allora, ma ci chiatate insieme come voi? Ci chiatate spesso insieme? Sì. Ogni tanto. Ecco, di fa unioni, di giocare insieme, no? E fa anche qualche giro in monte insieme, giocare e farsi belle compagnie. E studiare anche un po', no? Qui farai, siccome che voi la festa del pastore, qui farai il pastore di Vovaitis. 1, 2, 3, orco! Benissimo, bravo. Ah, lui ti avrà. Vabbè, è specializzato già che è. Ecco, e tu invece? Se volessi fare agriturismo magari. Sì. Se brava da mangiare? La mozzarella. La mozzarella è già. Buon, frutti, auguri. E stai bene un caso che stai... La resi sostanzità. No. 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 Resto sta in città. No. E tu in città ti pensi essere sta? Mi chiamo Miguel. Andresti in città a vivere? Sì. 1. E tu? Sì. 2. Allora, su 3, 6, 2, 8, 2 in città e il resto qua. Una buona media. Buon. Frutti in gamba e mandi. Sciodin. 4 non fai pastore. Sì, ma passione degli animali. Ma che è importante questa roba qui, Ma passione non è. Perché, E invece bravi. papà che frutta qui? Ieri agriturismo.
mi hanno detto che qui è la più bella del paese. E allora ti vengono a intervistare, no? Siamo qua va. Ma non so, ce l'hai, non so. Mi ho riconosciuto, vorrei sapere. Lei ti fotografa che artist, no? Ente. E se la 10ª polenta che facevi? No, questa è la 15. 15ª? 16ª. E arriverei in chiamò finta? Ma di Non si solito sa. si arriva sui 40, quando è buon tempo, vuoi che il plov, si un po' 40 schiaro. polentes. Ecco, voi ci muovete per la giornata che era il tempo che era incerto così? No, si lascia in avanti stesso. Ma dopo- sapevi che veniva, dopo mi dica veniva un tribiel? Come le previsioni? Cioè, poi che sapevi, speravi. Comunque mai per la speranza in noi. Noi, Finta c'è ora è serviata la cucina. finché ne inve. Sì. La sera però so sera no. Per come scorso, per che scampi in duce. Benissimo. Ecco, scherza, si sì, ride. come si fa a lavorare per la polenta? Con il sistema? Fa bolli laghe. Ma hanno grops però che come? No, Eh. che se la mangia dopo non è neanche un groppo. Tempo di cottura? 40 minuti. 40, tipo. Poi, Qualche dunque anche un'ora. basta fa fuoco. La polenta si scotta ad ore, no dopo. Le non ti fa fuoco dopo, a vuoi scaldare All'inizio. prima. Siamo Giraldo. È un consiglio questo. È pronto con lì. Va bene? Ecco, è un tipo di pausa perché c'è ora qui. Ci mettete la situazione voi? Io voglio bene. Se tu stracchi un po', coricai là. Io, allora un ticchi braccia frealti alle rucce. Hai tu sempre fatto queste feste che hai tu sempre seguito dall'inizio? Come le settimane, mi sa me, no? Che facevi? Sei arrivato un tic dopo, ma le bielle, dai. Sì. Tu ti dai da fare. E dopo se va bene e sei contento, facevi allegrie. Nonostante il tempo, ne pure indistessimo. Sì. E pensi di proseguire il prossimo anno in seguito così? Sempre. Non si molla che fiesta qui. Ormai Huerpa è la festa del pastore assicurata. Ma siamo forti. Cellulare, svas, uerpa e pesmolet. Il prossimo aggiornamento è fra 50 anni. C'è. Stavolta di CD si vende là 99. Fra 50 anni ci sono i mocchi. Sì, tu sei suardo. Mandi. Sei suardo. Mandi, buon lavoro. Ecco, siamo qui con Serena e Serena è venuta. Serena ha dato una mano che a Huerpa la festa del pastore. E le prime anche tu fai queste feste? O... No, è già un 5 anni, Ma scusa. tu hai cominciato da fruttute, insomma, ecco, brave. 3, ecco, brave. Ecco, con che spirito fai queste feste? Ci piace, non sai, qual è il motivo principale, ecco? Per una man, visto che mia madre è di Cassù, allora per una man... Ah, non tu sei già stacchi allora tu? No, io sono stata in Monge. Ne mangi, beh, si sdogni, insomma. Sì. Hai tua amica che su? Ma no, io ho mia barba, mia nonna. Parenti, Sì, parente. Ma avete sospesa qui? Ma sì, una volta ogni 2 mesi, così. Si nota spesso, però... Ma la nonna bisogna chiattare, insomma, Sì, ma... Ecco, tu sei d'estate e di inviare anche se il tempo è brutto, mi lo stesso. Ecco, bravo. Ecco. Brave, allora continui a fare questo lavoro e via poi, le bieste insieme, dopo la musica bella e serena. E tu sei un bel nome, no? E spero che tu porti sfortuna a feste, sereno. Buon, grazie. Ciao. Qui vi un bel gruppo di gioventù di Dolaces. Ho pronunciato bene, Dolaces. Disore. Anche due addirittura. Disore. Sei tu Disore. Ma perché non dici che un Disotte anche voi? Non sai. Boh, non ho idea per sé. Ma sei sono tristes, no? No, assolutamente. Sì. Ma adesso gli campanini di Disore o Risotto non è un? Ah, manco il male. Con queste feste che io adesso con c'è spirito. Beh, un bellissimo spirito. Intanto perché portano avanti le tradizioni che stanno scomparendo sicuramente e le fa un elogio che portano avanti nonostante la fatica che si fa, no? con i team che sono e il team proprio. Insomma, le portano avanti con un elogio queste tradizioni, questo mistero che lo faceva anche mio nonno, all'epoca aveva un cotuar di svacchi che è arrivato a vedere durante la guerra anche, no? Prendi partiti per Grecia. E una volta che le partite, dopo hanno aiutato la source, hanno aiutato tutte queste cose qui. Era la vita di una volta, insomma, una vita semplice ma comunque laboriosa, con onestà, dignità e grandi sacrifici. Se volevo dire, a chi, tanto sguardo in generale,
È tutte in da zone onde c'è qualcuno di fuori. C'è qualcuno forest voi venuto, sì. E speravi un po' dal team, pensi, no? Vi stato un po' che dice che aiutavi, che carattere che quella indica, speravi un po' dal... Avete collaborativo, vai ti sa fa? Ma un po' che vi stata da una mano, sì. E le giovani qui? Anche. A sono cellulari e loro, le mule no? Ecco, perché cellulari? Perché è una tradizione di gin celtica che non hanno spiegato qui, no? Ma tra isole, cellulari? L'ultimo di ottobre. Sì, ecco, perché l'ultimo di ottobre? Perché tanti a San Giovanni, tanti a San Giuseppe? Chi conosce, non fanno domande ai cellulari, vero proprio. Vedo tratta qualche muroso che stanno? Sì, hanno tratto i cellulari che di Pesmolet, Werpa e Vas, hanno tratto loro due, senti? E muroso era ne sentì? E morosa che? Un chi? Beh non, bien. Allora che cellulari sport in fortuna? Ma speriamo il prossimo anno che viene maridarsi. E il prossimo anno viene maridarsi, forse che stanno all'ultima cellula a ottobre, no? Loro forse ci muovono qualcuno, spero che loro poi, ma... Auguri il prossimo anno. E salenti un cellulino. Cellulino salvio. Ti portai in dolare. Sì, e che la che è il capogruppo qui, no? Sì, io sei la Mari di Di noi, sì, sì. che doi a Chiese. Ecco, io ci vive che spiriti queste feste qui. Ah, meravigliosamente bene, sì. Io ho maridato il nome che è di Dolaces e di Gin che si è diventata di Dolaces anch'io, quindi a Chia sono tutti amici e parenti. Dove sei originaria? Io sono di Priolo originaria, sì. Ha cambiato canale allora? Cambiato canale, sì, però non si sta mangiando in Riviera. Ah, e allora benissimo. qui, sì, sempre qui no, sì. Benissimo. Sì. Brave. E speriamo di continuare sempre a Iodici, no? Queste feste. Se avessi in dos in un anno di feste così. Magari. Di pause tra queste due belle giovani qui non sono in mostrare
non sono che mostrare, è vero? No, no, non ti dico. Finta a che ora preso te duro? E fin quando il sorelle al vaiù. Ma... L'importante è immaginarlo. Va bene, va bene. Comunque, lavoriamo 3 ore per io. E che poi? Sì. I clienti non sono qui, sono i bravi, rispettosi. Loro perché sono venuti comunque nonostante il team. Sì. E ti vai a preparare tutto, e dopo Esatto. noi odinta, non ti dura, Sono stati contenti. Io se loro fumano una sigaretta, non c'è più, no? Ma se svuotate, che vedi da sta sotto Esatto. e metti sulla schiena. Sì, al fronte si rivaz comunque nonostante il team, però insomma sempre la Inter sarà comunque un calore no, da poco che si contenti nonostante tutto. Hai sentito? 10 anni, tipo di 10 anni sono allora. È la non edizione che chi. Io pensavo È no, è la non, è la da ogni anno ben, che sta non tiene in manco, però tutto sommato comunque la da. Hai sentito che c'eravi un gruppo, sarebbe il tempo veniva un gruppo di più? Sicuramente era una situazione ingestibile. Ma qualcuno vise un punto di riferimento che vise che venivano, no, ecco, a vorrei Tutto improvvisato. ecco, a vorrei un punto di un telefono alto, no? Di ecco, veni su, di nuovo, penso che sarebbe soltanto in, che non sei pronto. Nessun visa, ora si prepari per il massimo, dopo ti appinge calven. Comunque, tenendo conto che Esatto, siamo contentissimi nonostante il team che non è stato complice, però siamo contentissimi ecco, così. allora, lo ti appaiono con massimo entusiasmo queste Esatto. feste, bravo. Anche perché è la nostra festa. La festa del pastore. Esatto. Deve qualche parente pastore? Sì, guai tuttora. Però, ma va sto da mangi tu, Imon? No. Ormai circostanze non lo permettono perché la società sta chi poco in davanti in altri team. A noi le femmine di Monti. Tutto lo dici, è fantastico. Però insomma siamo contenti così. Comunque, in senso così di collaborazione, tu sei sempre pronta a dare una mano, Sempre bravo. in prima linea. Sono 10 anni che è la festa qui. Sì. C'è tanti anni a studiare da mano qui. È 12 anni praticamente, sì, 12 anni o in cucina o insomma da fuori bevi, sempre ogni anno. Si fa volentieri perché è una bella roba, deve una bella festa insomma di una monte come che sim, bella. E anche tu, tuoi parenti hanno avuto a che fare con la monticazione, no? Certamente, sì, certamente sì, quindi assieme poi le azza, la roba, sì. Ecco, io usavo di continuare a mo, mi faccio complimenti per il fatto che sei così brave e sono di fra 50 anni fa sempre la festa del pastore. Esatto. Grazie. Mandi. Gabriele, tu sei pastore sul serio? Io sono pastore, ho fatto il pastore su in Claupe. È l'occasione di poter essere a fare parte di questo gruppo qui e sei contento, ma contento e portiamo in avanti sempre la nostra tradizione, la festa del pastore. Ecco, per indì quando è atteinte qui che purtroppo non ha l'occasione di poter lavorare perché non vogliono o sono un po' timidi, però e siamo contenti che questa roba sia qui, perché siamo contenti di vuoti che venissero qui a riprendere su, e siamo contenti di tutti e continuiamo andare avanti con queste robe, ecco. La stagione, c'è di robe importanti a queste, che tu hai detto. La stagione c'è mucca là. Bon, la stagione è là, è un tic, le statiali che stanno. L'anno passato è stato ploe, sono robe che vanno bene, sono robe che vanno male. E ci rinno sempre di chiappare che vengono, cioè non possiamo mai dire che stanno in stagione che va bene e dopo non va bene. Che stanno purtroppo là bene, a festa del pastore è là un tic male e va bene, dai, combiniamo sempre, dai, ta vita. Qual è stato il periodo più momenti duri, difficili in questa stagione qui? Ma momenti duri sono stati, è stato il chialto. E stare là in monte che non aveva acqua. Cioè, sono sempre i momenti da vita, ecco. Sono momenti bei e sono momenti brutti, come tutte le robe. Però la gente ha sempre saputo chiappare là in davanti, ecco. E si chiattina qui e chi è la dimostrazione, quando è che lavora, che fa, che discute, che manda in davanti le robe e si qui
grazie a queste ente che di Huerpe. Ecco. Qual malghe ha tu chiamato quest'anno? Beh, io non ho chiamato nessuno malghe quest'anno, io quest'anno ieri dal bosco, però l'anno passato ero in Claupe, ieri con Roberto Cimenti, gli ho fatto una bella stagione, ecco, anche grazie a certe robe che non ero in monte, gli ho avuto l'occasione di stare in monte e gli ho capito il significato veramente di queste feste qui, ecco. Allora tu sei sdegno di queste feste? Sì, veramente. Che organizzano che feste qui che lavorano sono veramente, io cercare ognuno che inta che veramente bravi. Siccome che tu hai fatto anche il Boscador, a sarsi fatti la festa del Boscador, oltre che da Pastore. Oh, non stiano mandando un tic massa come, perché si domandano un tic massa come organizzarsi su al bestiame, Sì, come su tanto, al pastore. ecco, oltre. Ecco. Boh. Noi oggi diciamo una roba sola. I ringrazi lei di Huerpe, i pastori, tutta la gente che si ha lavorato, che ha fatto, bravi, perché bravi, veramente bravi, è stato là due, che il team che era, e purtroppo la gente è stata contenta, e speriamo che una tiana sia un team migliore, ecco. Noi ci torniamo via di prossimo anno allora. Ma speriamo. Come Pastore o come Boscador? In Cascaschi sempre come pastore. Buon. Ciao.
comincia la gara di SEA che saranno 20 metri quadri, non sai circa. A che viene un concorrente che viene da Valpesarine, è la con la bandiera italiana, e hai un scrittore che sares? Sares di un vecchio detto partiarniel che vuol dire i cui vuol dire qui, qui d'ogna, ecco. I sing qui, la Valpesarina è qui. Interessante questo. Aqui andei firmes, c'è senza queste firme. Queste firme qui sono firme di atletas. Perché io sono un appassionato di sci di fondo e seguisco un po' le gare di Coppa del Monte. Qui viene Manuela Licenta, e viene in questi, come si chiama la rua, Giorgio, e viene Pilar Kotler, insomma di tante firme di atleti che esalta sempre in questi posti qui. E anche queste gare le faccette è impegnative, insomma. Beh, non vi stanno a SEA, ma insomma è impegnative. Beh, insomma, è una manifestazione così goliardica, tanto per tornare a dare il sapore dei vecchi teams, no? Perché hai tu queste divise di tipo boliviano? Ma non mi identifichi come... è una coreografia fatta così, insomma. Di spontanee iniziative, ecco, che non rappresenta un Stato, una situazione extra europea. A tanti anni hai imparato a SEA? Sui 7-8 anni. Come Mari, sì, che era una ardita dai prati, facevamo che lavoro. C'è molto clame nella via che vanno a SEA, non lo chiamiamo in settore, questo canale di cacchi. C'è molto clamare se vai. Ma noi chiamiamo Tox, sì, non viene caldetta, no, non viene caldetta. Il massimo lunedì ci potresti usare 3 metri quadri. Non sai. L'idea è così. Non sai. 1000 metri quadri. Lui. Ah, sì. Si sale dopo in rive, sale in plan. Sì, sale tra i fuoi, modi plui. Ecco, dipende da quello. Ma di che no? Sì. E si chiama in stocks denti è duro, o far cadiccias. Di fermarsi a batti, Sì, tu in chiamo a chiesa? Sì. Ma però con le macchine come? A macchine? Si fa al par sorta, no? Un po' di cespugliatori, vinche smacchinari, che non confusione all'ambiente. A Sares Biel torna a vecchia tradizione. Ma contenti di fare una rappresentazione, perché a farsi un po', sono ridotti, no? Che nessuno fa, no? Ma che fai in macchina che poi in macchina. Cioè il Biel lei di questa manifestazione torna a far rivivi questa tradizione da falso, no? Una volta esisteva non questo, quindi non era macchinari di nessun tipo. Batti e sia e via. L'asfalto una volta, cercare nel 1900, io ho avuto in archivi a Paluce da Comune, che c'erano ordinazioni che venivano da Bergamo dal 1900 volte così, c'era già l'asfalto che volte come questo, così, sì. E voi vai, quando, non sapete, circa? Non hai idea storica di quanto e sai che veniva come le anni vendi falsi e così poi mia madre chiamava una che altra ci muoteva, batteva, sentiva il suono che stessa buina, no? aveva i loro criteri per stabilire la scelta anche dall'impresa, no? E così erano loro i commercianti, ecco. In che volte rompi una faccia come rompe la facciatrice comune? Guai. Allora, gli ho detto a mia madre, lasciami batti la falsa, no? E gli ho detto più di una volta, dopo ha mollato e mi ha lasciato batti, no? Ha sentito un colpo in stuart, mi ha detto no, che tu mi scarta bella, mi ha detto, no? Non mi sentito? Non mi sentì, era una roba preziosa, Era... No, che rumore che sentivi a Binore o la sera battevi quando avevi finito il lavoro? Via Paldì. Comunque aveva di SEA da lungo e batteva anche via Paldì. Attaccava un'ora, dopo 3-4 ore si finiva a batti, perché se no notaia, no? Qui è a disco morososo. Comunque complimenti con il tuo abbigliamento qui, no? E ci veniamo sul campo di combattimento che vi è.
in tal senso finora, andare 15 campi solo io. Se domandare sì. A riunione ma non avevi un tè di birra prima che c'è un tagliuto? Sì. Già fatto. Mi spero che non faccia l'antidoping. Sì, con la sciora romina che è di Huerpe. Sì, sono nativa di Huerpa, sì. Io ho venuto a comprare un formaggi. Sì, come dice? Di Mondi, Malghe. Ecco, poi dice tanti tipi di formaggi che visa qui. Vin formaggi di Malga Gerona, dopo vin Malga Casera Razzo e dopo vin Malga Chias e vin anche prodotti tipici di Chiasa che fanno in Chiasa formaggi. E presi sono compagni per tutti e tre. Allora, quel di Chiasa fanno a 7,50 € e quel di Monta 10 € al chilo e a 9 € a piezza. Ecco. Ah sì, a forma io ho dato una piezza e dopo combini, sì, 9 € solo una piezza. Una piezza. Per tutte le strade smalghe, benissimo. La stagione c'è molte salate? La stagione c'è quel conto a mio pare e la da vonda bene, sì. Un po' tanto alto, ma la da bene. Avete cominciato, di solito si comincia il 13 di giugno, no? Avete cominciato per tempo o in ritardo? A fare formaggi? A montare? Pensi che siete lassù i versi presi di giugno, mia. Perché è una monta più bassa, allora era più erba e sono lassù così. In tanti sogni la sua lavorare? Allora, su Tamondi mio pare, che si chiama Chias, sono me mare mio pare, che gestisce la malga. Però? Sì. E tanti bestiamo, con tanti E poi io manco 50 tocs lavorando. E sono in due? Sì, in due, sì. È un... Sì, manda su in tarontulas, mangia sapasci e qualcuno a tenca io a farla. Un impegno, eh? Sì, è un impegno. Sì. E frutti a pastorei così, che danno una chialata così al pascion? A pascion non le tangi perché è un pochino furvia la calegno pare, però ha avuto lo stesso un pelin di giro. E io non arrivo a Neman, non arrivo, no? Io sono la da Maridamia in provincia di Belun. Allora. Quando so che io posso dare una mano, quando non so che io non posso. Comunque appena capo sicuramente. Sì, c'è venuta io a dare una mano e se mi domandano di domandare in giro se ti attingo qualcuno di vendi formati, io gli do una mano. Benissimo, allora complimenti anche a lei che dà una mano a capo. E come faccio la fada al formaggio, che ogni volta che vengo qui in festa dai pastori compro sempre una forma di una malgre differente che avete. Sì, ecco, penso che mi piace un rum di formaggio di mondo. Grazie. Grazie a voi.
Prima passo. Mani da Huerta. Allora, multe serate a stagione. Non. Hasta per nasi video mi sa me, no mo. Auguri. Mandi, stammi bene, sono il prossimo anno.